Sì, una partita difficilissima perché noi eravamo molto rimaneggiati questa sera, però come dico sempre in queste occasioni poi i ragazzi che vengono al campo danno sempre il 100% e devo dire che si è visto un po' dalla prima azione dove Rida forse ha esagerato un pochettino nell'entrata, ma era per far capire a tutti quanti che insomma volevamo portare a casa il risultato e che c'era la voglia di fare bene. Poi i gol sono arrivati, loro sono passati in vantaggio, sono stati bravi su un'azione dove il solito Roversi, che credo che sia uno dei più forti attaccanti che io ho mai conosciuto, ha messo una palla fantastica per il loro esterno che dove Opara non poteva fare niente. Fortunatamente dopo abbiamo cominciato a giocare, abbiamo reagito e poi alla fine la squadra è venuta fuori, insomma il carattere, la squadra abbiamo meritato insomma, di portare a casa questo risultato. Beh, oggi non solo Seferi, perché oltre a Seferi oggi mancava Carnevali, mancava Scibilia, mancava Macri, mancava Stefano Mosciatti, che sono tutti giocatori che possono giocare, a parte Carnevali, possono giocare da esterni. Quindi ci mancava un po' di velocità e un po' di fantasia. Però devo dire una cosa, i ragazzi che hanno giocato, che sono stato Pisapia e Parroni, devo dire che sono stati eccezionali. Parroni è entrato, ha cambiato di nuovo una partita con i suoi scatti e i suoi tiri e devo dire che sono molto contento di quelli che c'erano in campo e di tutta la squadra in generale che poi stasera ha dato dimostrazione di essere ancora una squadra vera.